firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ah, siamo già in diretta! Bene, bello della diretta. Abbiamo iniziato col botto, con le campane. Benvenuti tutti quanti al nostro nuovo format, lo spazio dedicato ai giovani della Lega. Qui con me, Matteo Mauri. Eccoci, ciao a tutti e buonasera. E adesso mettiamo anche i silenziosi, va? Perché Esatto. è bello della diretta, ma è bello che non si Suonano sentano campane. neanche le campane o i telefoni cellulari che squillano, nonostante l'attività costante e quotidiana. Insieme a noi c'è un terzo ospite che vedete adesso inquadrato direttamente dalla provincia di Monza e Brianza. Come va? Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, tutto bene, grazie. Ok. Un applauso in sottofondo lo Un facciamo applauso. noi perché non Metti abbiamo sotto un po' i di mezzi, musica, abbiamo un po' di applausi. Wow. abbiamo la regia che sta ingranando, quindi per il momento ci diamo una Tutto- mano, ci pensiamo noi. Esatto, è tutto un po' improvvisato oggi, però ci siamo per passare le prossime 2 ore insieme con tanti argomenti. Io partirei da una notizia che ha fatto scaldare tanto la sinistra, in particolare la sinistra milanese nelle ultime ore, che è quella di dedicare la proposta di dedicare a Silvio Berlusconi l'aeroporto di Milano Malpensa, l'aeroporto internazionale. Un messaggio anche molto chiaro, un messaggio anche molto forte che si vuol far arrivare, perché Berlusconi è stato comunque un grande, soprattutto in politica internazionale, è stato 3 volte premier del nostro paese, è stato uomo che ha costruito un impero e ha rivoluzionato il mondo della comunicazione, è stato anche una delle pochissime aziende in Italia che ha assunto e non ha mai licenziato neanche un dipendente. Ovviamente chi voleva andarsene se ne poteva andare, però non ha mai licenziato nessuno, e quindi chiaramente un uomo che ha fatto tanto anche per il nostro paese. La sinistra su questo è andata su tutte le furie, addirittura sono partite 30.000 firme per non dedicare l'aeroporto a Silvio Berlusconi. Ma sono gli amici della Salis. Sono solo gli amici della Salis, ok. tra l'altro. No, la cosa che fa ancora più specie è che nonostante tutto la sinistra, nonostante ormai sia poveretto, non sia più con noi, continua a far incazzare la sinistra, continua a farli rosicare. Siete e sempre resterete dei poveri comunisti. E no, cosa dici, Teo? No, dico che è il classico esempio di questa sinistra italiana che ormai da anni non propone, è solo capace di criticare, in questo caso di attaccare un uomo che non ha fatto soltanto della politica il suo mestiere, ma che è riuscito a fare anche tanto al di là della politica. Ha creato Milano 2, ha creato Milano 3, ha dato lavoro, come dicevi te Ale, a centinaia di migliaia di persone, e sfido chiunque di queste 30.000 persone che hanno firmato a dirmi quanti di questi sono stati in grado di creare, non dico i numeri di Berlusconi, ma qualche posto di lavoro, 10, 5 posti di lavoro. È una sinistra arrabbiata, è una sinistra rancorosa, è una sinistra che non ha creatività e quindi butta tutto in cacciara, butta tutto in polemica. E farebbe meglio magari qualche volta a imparare da un uomo che è stato Silvio Berlusconi, in maniera tale che magari anche per il nostro paese potrà creare magari questa sinistra un domani qualcosa, non lo so se ce la farà. Cosa dici, Giorgio?
Ma io sono d'accordo con te, Matteo, cioè è abbastanza curioso come la sinistra in Italia faccia critica, ma una critica non costruttiva, faccia polemiche continue e il più delle volte sterili, come ad esempio la polemica sull'aeroporto intitolato a Berlusconi. È abbastanza curioso ed è abbastanza desolante pensare che non si può intitolare un aeroporto a un uomo come Silvio Berlusconi, che è stato più volte presidente del Consiglio ed è stato una persona che ha creato un sacco di posti di lavoro, diversamente da come ha fatto la sinistra, ecco, nel nostro paese. Esatto, esatto. Tra l'altro voglio ricordare agli amici telespettatori che ci sta guardando, che ci sta ascoltando, che ci potete chiamare su WhatsApp per interagire con noi al numero 340 6709 659. Bravissimi, bravissimi. Allora partiamo con un piccolo stacco pubblicitario, poi ritorniamo subito con tante altre notizie. You know, all day they couldn't say. Allora, di che parliamo ora mentre rientriamo? Francia, andiamo subito sulla Francia? O Francia o in Europa? I don't know what you've been told, but time is running out. No need to take it slow. I'm stepping to you toe to toe. I should be scared, honey, maybe so, but I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive, 1999 heroes. I ain't worried about it right now. Swimming in the floods, dancing on the path below. I ain't worried about it. I ain't worried about it. I don't know what you've been told, but time is running out, so spend it like it's gold. I'm living like I'm 90 got no regrets even when I'm broke. Yeah, I'm at my best when I got something I wanted to steal. They're too busy for them problems and problems to feel. Yeah, yeah, no stressing, just obsessing with sealing the deal. I take it in and let it go, but I ain't worried about it right now. Keeping dreams alive, 1999.
Lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Ed eccoci qua, ritornati in diretta su Radio Libertà. Vi ricordo a tutti il numero per poter interagire con noi, che è su WhatsApp 340 6709 659. Se volete scriverci, mandarci messaggi WhatsApp o chiamarci direttamente in diretta a questo numero. E passiamo a uno dei temi che in questi giorni abbiamo affrontato anche qua in questa trasmissione, ma ci sono stati un po' di sviluppi, perché questa settimana scorsa... Penso di saper già di cosa vuoi parlare. Ah sì, non me lo anticipare però. Assolutamente. Allora, settimana scorsa, dopo che il signor Roberto Salis ha deciso di denunciare i giovani della Lega di Monza e Brianza, tra l'altro qua abbiamo Giorgio che magari ci può portare la sua testimonianza in diretta, essendo appunto dei giovani brianzoli, che ha deciso di denunciare i giovani brianzoli per aver aperto uno striscione sotto casa loro. Bene, noi abbiamo preso quello striscione, lo abbiamo portato sotto la casa occupata dalla Salis in diretta TV a Milano. L'altra casa, perché sì, perché ne ha di più, attenzione, ne ha di più. Bravo, spiegare. Vai, spiega un po'. No, appunto, abbiamo fatto ci siamo presentati sotto quest'altra casa occupata anch'essa, o presunta tale, perché non si sa mai. Quella è stata occupante abusiva per 16 anni, ecco. 16 anni, ecco, non 2 giorni, non per bisogno, 16 anni. E abbiamo esposto direttamente questo striscione in via nazionale, lo abbiamo esposto su Rete 4 a un programma televisivo, senza vergogna, mettendoci la faccia, senza paura. Le intimidazioni non fanno per noi. Abbiamo rilanciato un messaggio forte e chiaro. Qualcuno ha detto ma non dovevate andare lì a farlo, noi rispondiamo però non si occupa neanche abusivamente. Quale dei due è il problema, o sbaglio? Sì, Alessandro? Tra l'altro dovete sapere che quando siamo stati lì a registrare questa puntata con i giornalisti siamo stati vittime anche noi di minacce, di insulti, addirittura pensate che c'era una signora, una gentildonna, una nobildonna, sì, proprio nobile, si vede che aveva studiato ad Oxford, aveva fatto anche probabilmente un PhD all'Università di Cambridge, che addirittura è venuta con una bottiglia d'acqua, ci sta tirando una bottigliata d'acqua addosso. Per fortuna sono intervenute le forze dell'ordine e poi, siccome è una persona che ha studiato a Cambridge, ha preso la bottiglia di plastica e ci ha detto ve ne dovete andare fuori dai coglioni, e ha preso la bottiglietta e l'ha buttata nel naviglio, perché non è che poteva fare anche l'ambientalista, no? Doveva essere una persona a modo, e quindi chiaramente ha deciso di... Ma Giorgio, raccontaci un po', i ragazzi di Monza come la vivono questa situazione? Ecco, parlando appunto dalla parte dei ragazzi della Lega Giovani Monza e Brianza, noi abbiamo portato avanti un'idea e continuiamo a portarla avanti, ossia che occupare è reato e occupare è sbagliato sempre, che lo faccia la Salis o che lo faccia qualsiasi altra persona. E ci sembra assurdo come chi commette reati occupando delle case poi venga a contestare noi che diciamo la verità, che diciamo che occupare non è un diritto, perché ad oggi bisogna avere il coraggio di spiegare a certe persone che evidentemente non hanno capito come funzionano le cose nel nostro paese, non hanno capito cos'è forse la civiltà. O magari l'hanno capito ma vogliono invece fregarsene. Sì, se vogliono fregarsene, questo è un altro paio di maniche, però non è giusto nei confronti di tutte le altre persone, di chi quella casa l'ha pagata, e nei confronti anche di tutte le altre persone che diversamente da loro la mattina si alzano magari anche presto per andare a lavorare o per andare a studiare. Ecco, quindi... Il messaggio direi che è molto chiaro. Diciamo che il messaggio dei giovani che hanno voluto esprimere andando sotto casa della Salis è che
ci sono modelli positivi e negativi. La Salis per noi giovani, rappresenta un modello negativo, un messaggio sbagliato che non può passare, perché questa è una ragazza che tra l'altro, come anche testimoniato, abita la famiglia abita in un quartiere residenziale borghese a 2 passi dalla Villa Reale di Monza, quindi persone che non hanno problemi economici, ma per partito preso vanno ad occupare, togliendo il diritto alla casa a qualcuno che invece potrebbe averne bisogno, cioè tolgono la casa a chi invece ne ha bisogno. Allora noi facciamo una cosa, noi rilanciamo alla signora Salis, glielo ridiciamo un'altra volta. Allora, intanto paghi il tuo debito con Aler e poi tutto quello che guadagni in Europarlamento lo metti in un fondo destinato alla riqualificazione delle case popolari e a un fondo direttamente destinato alle fasce più fragili della popolazione. Allora lì sì che fai una battaglia ideologica, non è che allora andando a occupare la casa degli altri, entrando in casa di altri, allora fai la battaglia. Comincia a mettere di tasca tua, vediamo se tirando fuori i soldi allora sei ancora così tanto bravo. È un po' come quelli di sinistra che dicono ma no, accogliamoli tutti, poi gli vai a dire ma sì, ma portatela a casa tua. No, non posso, non c'ho la seconda stanza. Non c'è la seconda stanza. Eccoli qua. È lì che casca l'asino. Ma commentiamo cosa hanno detto gli amici della Salis. Che probabilmente erano quelli che ci hanno poi aggredito finita la trasmissione venerdì. Certo, perché erano sempre lì nella zona, addirittura non sempre ciò che è giusto corrisponde a ciò che è legale, questa è la parola della Salis, ma gli amici della Salis dicono addirittura qualcosa di più grave. Addirittura loro dicono noi occupiamo quando vogliamo e noi certo. calci in culo ve li diamo quando vogliamo. A questo punto bisogna rispondere così a certe persone. Assolutamente, è l'arroganza di quella sinistra di cui parlavamo prima. Noi cerchiamo come giovani sempre di fare delle proposte, di discutere di iniziative, di provare a dare un futuro alla nostra generazione. Questi invece vogliono l'anarchia, che ognuno faccia quello che vuole, ma non funziona assolutamente così. E poi io voglio tornare su un dato, cioè veramente andare a querelare dei ragazzi che si impegnano tutti i santi giorni, weekend compresi, a spese loro, per il bene del proprio paese, per il bene dei propri territori, per una cosa del genere è veramente vergognoso, anche perché, come ha riportato il quotidiano Il Giorno, a noi risulta che la Salis abbia ben 2 condanne definitive, la prima del 2019 e la seconda del 2022, e a casa mia, secondo la legge, chi ha una condanna definitiva viene chiamato pregiudicato, quindi non credo che mi possa querelare per questo il dottor Salis. Bene, la querela delle 21:30 è arrivata. È arrivata. Ottimo. Come Fratoianni, che mi sembra che ma lì c'è qualcosa. Lì probabilmente questo vizietto non lo perdono. Deve essere... A loro piace fare i fighi con il portafoglio degli altri, si dice anche in altre maniere, esatto. Di solito, ma noi siamo fini. Ed è questo, perché anche Fratoianni sembrerebbe che abbia un contenzioso, avendo occupato quando lui era, anzi SEL, quando lui era responsabile di quel partito, quando era il capo di quel partito, ha un debito di circa 70.000 euro a memoria. Anche lì per aver occupato un immobile per le attività politiche di SEL senza aver mai pagato una lira. Ma loro sono abituati così, e la sinistra è questa, la sinistra predica la povertà ma col portafoglio degli altri, non con il loro. E poi, facendo un parallelismo, ricordiamoci che il nostro attuale ministro delle infrastrutture è ancora sotto processo per aver difeso il confine della propria nazione. Invece la sinistra, in questo caso la Salis, e chiaramente lì insurrezioni popolari, insulti, ti devi dimettere. La Salis viene eletta al Parlamento europeo, mi avvalgo dell'immunità. No, amica mia, non funziona così, amica mia, dai, invece, un po' di coerenza. E per una certa sinistra evidentemente funziona così, e comunque ancora io mi chiedo come sia stato possibile che si sia
candidata, che sia stato possibile per lei candidarsi dopo comunque quello che è anche venuto fuori. Ma vedremo, perché comunque questa immunità in realtà non è così scontata, nel senso che il Parlamento, il Parlamento dovrà decidere, il Parlamento europeo dovrà decidere, e quindi a questo punto che assist migliore se non quello del Parlamento europeo per parlare di una nuova stella che è nata, di un ingresso della Lega nel partito dei patrioti d'Europa, il partito di Orban, che adesso diventa di fatto il terzo gruppo parlamentare in Europa, con la possibilità di incidere. Tra l'altro, Giorgio, vicepresidente del gruppo, il nostro eurodeputato Roberto Vannacci. Esatto. La Lega ha fatto questa scelta, ha fatto una scelta di concretezza, ossia di metterci insieme per cambiare questa Europa. Un'Europa che non guardi alle case green o un'Europa che non guardi al cibo sintetico e alla farina di grillo. Noi vogliamo parlare di concretezza, noi vogliamo cambiare questa Europa e siamo convinti che con questo nuovo gruppo, i Patrioti, il terzo gruppo più grande di questa legislatura, con ben 84 parlamentari. Quindi mica bruscolini, no. Adesso ci facciamo sentire anche noi in Europa. Appunto, noi porteremo avanti le nostre battaglie che noi abbiamo sempre portato avanti in Europa e che continueremo a portare sempre più forte di prima. Hai detto bene, anche una bella responsabilità, una bella valorizzazione anche per Roberto Vannacci, vicepresidente di questo gruppo. Sicuramente c'è tanto da lavorare, noi l'abbiamo detto anche in campagna elettorale, più Italia, meno Europa. Diciamo che ora abbiamo tutte le carte in regola per far valere questa nostra posizione, che io credo che i nostri eurodeputati si faranno sentire. Poi a me è spiaciuto, perché io speravo che Vannacci si buttasse con il paracadute, atterrasse direttamente con il paracadute. Già me lo vedevo io sul paracadute, francamente, lo vedevo lì che arrivava planando sul Parlamento europeo, però questa cosa non l'abbiamo vista. No, non l'abbiamo vista e vedremo. Sarà arrivato in se Vespa. ci riserverà delle sorprese, ecco. Ma sicuramente delle sorprese. Sicuramente una cosa che non ci sorprenderà saranno le battaglie che porterà avanti e le battaglie che porterà in generale la Lega con questo nuovo gruppo che si è costituito il giorno dopo di un evento, diciamo, che ha un po' che ha sconvolto un po' tutti, perché diciamocelo chiaramente, forse nessuno aveva mai messo il naso veramente su il sistema elettorale francese, su come vengono gestite le elezioni politiche in Francia. E diciamo che quindi la maggior parte degli italiani è rimasto estremamente colpito da questo risultato che sembrava quasi scontato, quindi un Front National, Marine Le Pen, che doveva essere vittoriosa a queste elezioni, che invece è risultata terza, addirittura terzo partito in Francia. Io dicevo, è una sconfitta. No, non è vero, anzi, oltre 10 milioni di francesi hanno scelto la Le Pen, ma l'ammucchiata a sinistra, hanno fatto un'ammucchiata. Tanto per cambiare. Certo, perché quando c'è il pericolo del fascismo, perché loro ce l'hanno su. Sì. La sinistra è brava per questo. Non hanno idee politiche, non hanno un programma politico, loro sono contro. Quindi se sei in Italia sei contro Berlusconi, se sei contro la Meloni, poi chi se ne frega quello che dice, ma tu sei contro, perché quella lì comunque, wow, quella faccia lì secondo me non me la racconta bene. Esatto. E in Francia è uguale. E cosa succede? Marine Le Pen che sta per vincere, no, caspita, qua la cadrega ce la dobbiamo tenere, quindi va bene se ci mettiamo insieme i francesi, il front di Macron insieme alla sinistra più
estrema. Tra l'altro io voglio vedere come metteranno insieme le scelte di politica estera, perché Macron... Ma infatti stanno già iniziando a litigare. Dalle ultime ci dichiarazioni credo, di uno ieri. vuole andare in guerra per l'Ucraina, quegli altri vogliono finire la guerra, quello vuole mandare le armi, quegli altri non vogliono mandarle. Ma io penso che farebbero meglio a giocare a risico piuttosto che dichiarare guerra ogni volta. Sì, certo, sarebbe molto più utile, creerebbe molti meno problemi non solo alla Francia, a tutta Europa, ai cittadini e alle relative economie. Ah, certo. Giorgio, tu che sei più esperto di noi sulla politica e sulla situazione in Francia. Sulla situazione in Francia devo dire che sì, è stato un bello shock per quello che tutti si aspettavano. Infatti Marine Le Pen 37%, terzo partito al secondo turno. Secondo turno, una cosa che noi in Italia non siamo abituati, tanto per fare un paragone, in Italia con le stesse percentuali di Rassemblement National, la Democrazia Cristiana ha governato più o meno per 40 anni con le stesse percentuali in Italia, mentre in Francia un partito al 37% non riesce ad andare al governo. Assolutamente questo nuovo governo che molto probabilmente uscirà, a me sembra sinceramente una brutta copia del governo giallo-rosso italiano, ecco. Dove litigano peggio, secondo me questo è peggio, sì. No, è peggio, questo ma è è la brutta molto coppia peggio. francese. Quindi è per quello che è peggio. Sì. No, bravo, hai ragione. È bella questa mi è piaciuta però, questa posizione mi è piaciuta. Adesso sarai querelato anche te, caro Giorgio. Assolutamente, perché se tu sei della Lega, assolutamente sei subito etichettato come razzista, sessista, omofobo. No, sei etichettato come querelabile. Querelabile. Noi una querela te la facciamo, già che sei della Lega. Mentre Marine Le Pen, e lo dico anche abbastanza orgoglioso da giovane, ha fatto una sfida e si è lanciata in questa sfida di candidare un ragazzo molto giovane, perché Bardella ha 28 anni. Ragazzi, è più giovane di noi. Questo è 96 se non sbaglio. Sì. Deve farne a 28 o comunque ne deve far 29. Adesso verifica. 95, Chiediamo 95. È 95, beh, allora c'ha la mia età, però allora ecco. è più sei più giovane te. No, sicuramente più giovane Giorgio. Io. Giorgio, quanti anni hai te? Io ne ho ancora 19. Porca bestia. Che bella età. Vabbè, come se tu ne avessi. Io sono vecchio. Vado in pensione tra un po'. Sì, in pensione non la vedi. Esatto. Piro, allora dici te quanti anni hai? Pirola dalla regia, ringraziamolo tra l'altro. Andrea, bravo, Andrea, Alessandro Pirola. Ci permette di fare questa fantastica un paio di applausi trasmissione. finti, dai. Non li ho. Come non li hai? Non li ho preparati. Vabbè, dai, rimediamo per la prossima volta. Esatto, anche perché è tutto un podcast in avvenire, no? Avremo novità, avremo interessanti ospiti più in là. La prossima puntata la dedicheremo, come i veri podcast che vanno su internet, su Instagram e sui social, ai guru della finanza. Il prossimo giro scherzo ovviamente, quelli che dovrebbero andare a lavorare. Incredibile. Noi venderemo Bitcoin padani. Esatto, bravo. Attenzione, colpo di scena. Attenzione, la notizia: noi venderemo Bitcoin padani. Bene, belli. Ma quanto sarà il tasso di cambio, Giorgio? Una moneta sicuramente di più di tutti i fuffaguru che ci sono in giro. Fuffaguru. Ma a proposito, tornando seri e tornando sul tema francese, a me comunque fa riflettere, no? Perché comunque una sinistra che in Europa fa di tutto per contrastare invece chi combatte, chi lotta ogni giorno per riportare un po' di civiltà, riportare un po' di ordine all'interno dei nostri paesi. Ormai, pensate, la sinistra, no? Che in Italia si distingue per fare la festa dell'unità asterisco, butta continuamente il pericolo del fascismo negli occhi delle persone, quando in realtà c'è un governo che sta lavorando bene, che sta guidando il nostro paese a un secondo rinascimento, che sta cercando di riportare un po' di sano, intanto sul tema dell'autonomia, portando a casa anche l'autonomia, un po' di sani principi che banalmente, se sei bravo e meriti, e quindi il premio al merito
devi essere valorizzato. Se hai le energie per poter correre di più, ti do la possibilità di poter correre di più e sblocco quelle risorse che ti servono, quelle decisioni che ti servono per correre ancora di più. E allora questo paese che sta cercando di riportare quei valori della tradizione nostra, cristiana, della nostra tradizione dei comuni, fatta di identità, fatta di cultura, fatta di territorio, fatta di tanta differenza da un paesino all'altro, banalmente. Quanto campanile, ma che bello è il campanilismo Ebbene sì. italiano, che bello è. E allora c'è un governo, c'è una destra che non pensa al fascismo, che non pensa a follie, ma che pensa semplicemente di riportare sul mondo terreno qualcuno che invece l'unica cosa che sa fare è andare contro, è andare a prescindere contro, perché la sinistra è così, è a prescindere contro. La nostra amica Elly Schlein è così. Di fatto basta andare contro, perché la Meloni, oh, è fascista, non sa neanche cos'è che abbia detto. Qual è la proposta politica della sinistra di oggi? Qual è la visione del mondo? La visione dove siamo tutti uguali, dove non c'è più identità, dove domani se Teo decidi di essere un animale, tu sei tranquillamente un animale, ti veniamo a mungere, perché se Ecco. ti senti una capra ti veniamo a mungere. Ottimo, querela. Tu Giorgio cosa ti senti oggi? E oggi non ho ancora scelto. Oggi vabbè, Oggi dai, c'è non ho ancora ancora tempo, scelto. dai, c'è ancora un paio di ore. No, una sinistra che ti vuole tutto omologato, una sinistra che di fatto valorizza soltanto le multinazionali, che svende i nostri mercati ai mercati cinesi, ai mercati di chi invece inquina, di chi invece crea problemi per il mondo. E nell'onda poi dell'ambientalismo, una sinistra che fa pagare i costi economici di una transizione energetica ai cittadini, agli ultimi. Esatto. Musica, maestro!
Sono le 21:47. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Di nuovo qua, ben ritrovati. Ma ragazzi, io adesso direi di parlare anche un po' di temi più soft, temi più giovanili. Parliamo un po' del mondo dei giovani, no? Che molto spesso viene dimenticato dalla politica o da una certa politica. E stavamo leggendo adesso una notizia insieme, no? Ovvero, cito testualmente, un italiano su 2 sarebbe disposto a guadagnare meno pur di avere un giorno libero in più. Sicuramente il tema dell'avere più tempo libero è molto sentito dai giovani, è un tema nuovo, è un tema da cui la politica non si deve sottrarre. Non so, come la pensi te, Alessandro, su questo? Poi diciamo che è un tema sicuramente molto attuale, visto che comunque oggi molte aziende già stanno avviando dei processi in questa direzione. Di fatto forse il Covid è stato anche un po' chiave, nel senso che con la possibilità di lavorare da remoto si è diffuso sempre di più, insomma, la possibilità di vedere il mondo del lavoro anche in maniera un po' differenti e di concepire anche il lavoro più ad obiettivi che a tempo, cioè non più con fisicamente il cartellino che possiamo il cartellino fantoziano. E il buon Pirola ha deciso di farci ridere in questo momento. Il cartellino fantoziano, esatto, ormai questa cosa qua c'è sempre meno. Io francamente devo dirti la verità, sono d'accordo, cioè secondo me il mondo del lavoro, poi ovvio non può essere per tutti così, nel senso che purtroppo molti lavori richiedono una determinata presenza anche della manodopera e tutto. Però oggi ci sono tanti lavori che possono essere svolti ad obiettivi e non a tempo, e forse, visto anche l'aumento, no, di casi di persone che sono costretti magari ad andare dallo psicologo piuttosto che il bisogno di un aiuto psicologico dovuto anche allo stress da lavoro, forse avere un giorno in più per potersi dedicare alla propria famiglia, ai propri figli o alle proprie passioni, magari un giovane che può viaggiare di più, che può leggere un libro in più, che magari può studiare, riprendere magari gli studi, potrebbe essere una bella opportunità. Io francamente sarei disposto magari a guadagnare qualcosa meno, ma a lavorare forse un giorno in meno. Devo dire che oggi molte delle aziende che hanno applicato questo sistema non hanno ridotto il compenso, ma hanno semplicemente ridotto l'orario, e forse questo è l'equilibrio migliore da trovare. Esatto, come un po' anche in America, in tanti altri stati che è iniziato questo iter, no? E si badi bene, ovviamente non deve essere la solita retorica, i giovani non hanno voglia di lavorare, eccetera, eccetera, perché sicuramente ci sono giovani che non hanno voglia di lavorare, ci sono oggi, come sicuramente c'erano nelle vecchie generazioni, però sicuramente può essere un approccio nuovo, un approccio smart al mondo del lavoro. Poi è chiaro che l'idraulico non lo puoi fare in smart working, chiaramente, però tanti lavori possono essere visti sotto questa nuova ottica, anche perché non so come la pensi tu, Ale o Giorgio, però insomma i giovani non hanno voglia di lavorare. Secondo me è sbagliato dire così. Io conosco vari amici che voglia di lavorare ne hanno tanta, hanno un lavoro, qualcuno anche ha un'impresa, voglia di mettersi in gioco, però poi c'è la sinistra che gli mette tutti i vincoli. No, vabbè, c'è la sinistra che invece mette come modelli la Salis, che di certo di voglia di lavorare saltama addosso, come si dice, no? Giorgio, te che hai 19 anni, nel mondo del lavoro ancora non ci sei entrato, come la vedi una proposta di questo genere? Beh, sicuramente bisogna partire da un presupposto. Il presupposto è che il mondo cambia e con esso cambia anche il mondo del lavoro. La parola d'ordine in questo caso è flessibilità. Cosa è successo? Niente.
Ah, vai, non aver paura, No, non no, aver no. paura. La regia fa gli scherzi. Sì, è quella. La regia ha deciso oggi di farci degli scherzi. Stavo dicendo che la parola a cui dobbiamo pensare ad oggi è flessibilità. Il mondo del lavoro sta cambiando e sta cambiando in molti versi, cioè una cosa di cui bisognerebbe anche parlare, che finora non è ancora uscita, voglio tirarla fuori io, è l'intelligenza artificiale che sta cambiando e sta rivoluzionando anche un po' il mondo del lavoro. Per molti lavori è vero, l'artigiano non può, o il muratore non può lavorare in smart working, ma molti lavori sì, molti lavori cambieranno e con questo anche i loro orari, cioè sono assolutamente d'accordo su questo. Vedi, ormai secondo me dovremmo andare a ragionare su questo. Poi c'è una cosa che a me preoccupa, io non so se anche per voi è così. A me un po' preoccupa nel mondo del lavoro l'intelligenza artificiale. E su questa è una riflessione che secondo me noi dovremmo cominciare a portare avanti, perché effettivamente l'intelligenza artificiale ci darà sicuramente da una parte una grande mano su alcune tipologie di lavori, ma dall'altra il rischio è un po' di far scomparire anche determinate tipologie di lavoro. Io poi credo che comunque ci sia un po' l'evoluzione, no? Nel mercato del lavoro, quindi non c'è più, magari non ci sono più alcune professioni, non so, il ciabattino ormai c'è sempre di meno, però oggi c'è il guru online. Sì. Quindi diciamo che c'è un po' di cambiamento, però magari l'intelligenza artificiale sull'accorciare alcune tempistiche e alcuni processi magari può aiutare, può venire incontro, però dall'altra parte mi preoccupa molto perché effettivamente l'intelligenza artificiale è uno strumento che di fatto va a sostituire forse non il ciabattino e basta, diciamo filiere intere, quindi insomma sono un po' preoccupato, non so se è una mia preoccupazione e basta. No, è vero, anzi penso che è un tema che dovremmo affrontare come giovani, anche come Lega Che la Giovani. politica dovrebbe affrontare, Esattamente. mettere dei paletti, delle regole. Esattamente. Poi sai, sicuramente va affrontato anche con professionisti del settore, se qualcuno ci vuole chiamare in merito a questo, ne sa qualcosa in più di noi, a noi fa solo che piacere. Poi chiaramente ci sarà un'evoluzione del mercato, bisognerà far combaciare, no, un po', vari punti di vista, varie cose, anche perché ricordiamoci che anche quando furono introdotte nelle prime industrie i primi macchinari, lo leggevo qualche giorno fa, tra l'altro c'era anche ai tempi un po' questa fobia, no, Certo, che di fatto l'uomo le potesse macchine essere sostituito esatto. dalle macchine, che in parte è avvenuto. Può avvenire, è un bel punto interrogativo. Sicuramente rispetto alle macchine che venivano prodotte anni fa, le macchine utensi, le macchine di lavoro, c'è anche, tra virgolette, l'aggravante che questa è una macchina intelligente, no, come la si vuol definire. Certo, Ecco. che Quindi impara e che si sviluppa sempre di più. capisci? Non so, a scuola, visto che tu Giorgio hai finito da poco, come viene affrontato il tema? Ma diciamo che questa cosa varia a seconda di professore. Però ecco, io vorrei dare un'altra prospettiva, cioè parlando di intelligenza artificiale io in realtà non sono così tanto preoccupato, cioè comprendo ovviamente tutta questa visione che dice molti posti di lavoro verranno sostituiti, molti lavori spariranno, che è vero, però adesso voglio prendere una denuncia. Ancora Roberto vuoi tirare in mezzo? O Parenzo? No, o Parenzo questa volta. Da una parte ci sarà una specie di darwinismo lavorativo, ossia il mondo del lavoro. Mamma mia, il mondo del lavoro. Mamma mia! Il mondo del lavoro cambia e chi riuscirà ad adattarsi sopravviverà a questo nuovo mondo del lavoro, e chi invece non riuscirà ad adattarsi sarà un grosso problema. E sono d'accordo con te, Matteo, prima stavi dicendo di quell'articolo, tu stavi parlando dei luddisti, John Ludd che aveva paura che questi macchinari potessero distruggere. Ma che abbiamo qua con noi? Luddisti addirittura, mamma mia. Paura. Dopo facciamo anche una lezione di storia, allora, vai. Scusami, finisci. Appunto, cioè il discorso, sono cambiati gli anni, è cambiato, prima si parlava di banali macchine, oggi si parla di intelligenza artificiale, ma il discorso è banalmente quello.
avevano paura che le macchine gli portassero via il lavoro e non certo. ci fossero più lavori, quindi loro andavano a manomettere di nascosto le macchine, entravano nelle aziende per romperle, perché poi non ci saranno più lavori. In realtà poi si è scoperto che qualcuno ci voleva per far funzionare quelle macchine e quindi il lavoro c'è stato ancora. Con l'intelligenza artificiale nasceranno sicuramente nuovi lavori, quindi su questo io diciamo che sono abbastanza fiducioso. Poi ovviamente dobbiamo sempre stare vigili e dobbiamo anche concentrarci sulla cybersicurezza, cosa che in Italia se ne parla pochissimo e cosa che in Italia siamo molto indietro. Ecco. È vero, su questo Ah, sì, è vero. anzi. Anzi, avrei anche un ospite, magari una delle prossime volte lo portiamo. È un ragazzo che ha 35 anni più o meno, forse, che lui ha sul avviato una pezzo. sua attività e si occupa di cyber security a livello mondiale, pensate un po'. Quindi Addirittura. sicuramente potremmo invitarlo, Lo facciamo almeno in chiamata. hackerare allora c'è qualcuno tra l'altro oggi proprio il ministro, se non sbaglio, degli esteri russo ha detto che ci sono stati dei brogli in Francia nella comunicazione dei dati. Probabilmente potremmo chiedere se è vero. No, non era il ministro degli esteri, era il ministro, adesso lo ritroviamo, possibili brogli, ecco qua. C'era qualcuno che oggi ha parlato di questo. E beh, effettivamente sulla cyber security il nostro paese Molto è indietro, molto indietro, ma in realtà siamo poco informati anche noi dei rischi molto anche che abbiamo, poco. ma banalmente dei rischi che si hanno anche correndo, cioè che si possono, ehm, su cui si possono incorrere anche banalmente nel nostro piccolo, nel nostro quotidiano. Tra l'altro oggi molte truffe vengono fatte anche tramite l'intelligenza artificiale, quindi a volte veramente diventa difficile, no? Basta a volte campionare un pezzo di una voce di qualcuno e magari te pensi di parlare con un tuo caro e invece ti stanno semplicemente spillando dei soldi, dei malintenzionati. Quindi, insomma, sul tema bisogna fare molto partendo dai più giovani, ma anche i più grandi, perché effettivamente anche questo è un tema Anzi, forse di più, perché ancora qualche ancora di più, sessantenne che gli ovviamente. scrive Mohamed dalla Nigeria poi ti casca. Beh, certo, certo, però anche tra i più giovani magari a volte cadere in qualche trappola, cadere in Certo. qualche malandrino, purtroppo può succedere, insomma. Assolutamente. E lanciamo nuovamente una canzone. A chi la dedichiamo questa canzone? Di Annalisa. Vabbè, Annalisa la dedichiamo alla Salis. Eccola. Denuncio. Basta. In quanti ti promettono trasparenza, bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi, radio
Ricevitore digitale, puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Ed eccoci qua nuovamente. Allora, stavamo parlando di giovani, no? Mi sposterò un po' sullo sport, no? Abbiamo collegato botto. tra un po' un amico per parlare di una tematica importante, no? Come sapete ci sono stati gli europei, ci sono stati e sono in corso gli europei. L'Italia, insomma, direi che ha fatto una pessima figura dovuta a poco gioco, dovuta a tante cose, no? Però ci siamo posti un tema. Intanto salutiamo Poledrelli che dovrebbe essere collegato. Come sei formale. Mamma mia, ciao Andre, Molto. cosa stai facendo di bello? Cosa stavo facendo di bello? Stavo guardando una serie TV sui agenti immobiliari. Ma quelli di Dubai o? Esatto. Ma che cazzo dici? Immobili di lusso nel Ma- New York. Allora non erano quelli della Salis, sono di lusso. No, sono Esatto, quelli della ma guarda Salis. che No, ma a Esatto. Milano no, la casa di Milano abusiva non era così, Ma dai. beh. attenzione, sei sui Navigli comunque, non è che sei proprio in un posto sperduto, vabbè. Non è E che poi sei- guarda che la Salis non si accontenta, perché un giorno sui Navigli, l'altro giorno a Bruxelles, chissà tra 5 anni. occhio, Aia, arriva a che- querelite. querelite addirittura. Ebbene sì. No, Pole. appunto, vai Ale, vai, No, vai. Pole ha insistito tantissimo per poter partecipare anche lui, perché diciamo un po' tutti ci siamo chiesti dopo questa disfatta europea, l'ennesima però disfatta del calcio italiano, che ci aveva fatto un po' sperare con la vittoria dell'Europeo di 4 anni fa, ma che poi di fatto con l'esclusione dal mondiale, la seconda di fila esclusione dal mondiale e poi da questo europeo di fatto fa crollare nel baratro il nostro calcio italiano. E forse Pole si è fatto una domanda e si è dato una risposta. Quale potrebbe essere una proposta per rilanciare il calcio italiano? Guarda, allora, la proposta è molto semplice, tra l'altro questo dibattito nasce anche da Berlusconi, da Silvio Berlusconi, che aveva già portato Così, questa subito. proposta un pochettino, l'aveva gettata, ma poi alla fine nessuno l'ha colta. Quindi secondo me è utile L'hai ripresa riportarlo te, ogni giustamente da berlusconiano doc, giustamente l'hai tanto. ripresa te. Esatto, dal rapporto che mi lega con Silvio Berlusconi. Certo, ovviamente, che ti lega ancora adesso, no? Esatto, ancora adesso, perché alla fine i rapporti sono immortali. Ecco. Bravo. Quindi no, la risposta è semplice. Oggi se tutti noi andiamo allo stadio a vedere una partita, vabbè, noi tifiamo di Milano, tifiamo il Milano, l'Inter, eccetera. Se vai a vedere una Cos'è partita a San l'Inter? Siro, ecco, di calciatori italiani ne vedi pochi. Su 11 giocatori il Milan attualmente ne ha 0, forse uno ogni tanto quando gioca il Calabria, è già una disperazione. Però, a parte Calabria, eccetera, le sue performance, la proposta è quella di, ovviamente, abbiamo visto gli europei, abbiamo visto che la nazionale non è più in grado di, vuoi per 1000 motivi, ecco, che poi andranno a analizzare all'interno della FIGC e qualcun altro meglio di noi, chiaro. Pensavo te poi. Perché non mettere, ecco, la proposta è questa, non mettere una soglia di giocatori stranieri all'interno di una squadra, ovvero degli 11 titolari e così anche, in particolare negli 11 titolari, ma così anche in tutta la società. Questa non è una proposta razzista, non è una proposta che vuole vincolare, ecco, altre persone, eccetera, ma è una proposta che vuole far migliorare, ecco, il nostro calcio italiano, perché abbiamo visto dopo grandi risultati dal 2006 in poi, europei, eccetera, europei vinti, ovviamente l'Italia si è, diciamo, ormai sembra di essere in un tunnel senza una luce in fondo al tunnel. Per cui la proposta è: coltiviamoli fin da subito i giocatori italiani, perché se i giocatori italiani stanno in panchina oppure neanche giocano, capito come fanno poi ma a forse performare quando... il ragionamento che segue un po' quello che vorrei proporti è anche un po' quello che faceva anche Fabio Caressa qualche anno fa, quando lui diceva che in realtà un po' il sistema è sbagliato ed effettivamente noi che comunque il calcio lo apprezziamo, poi insomma abbiamo giocato ovviamente a livelli ultramatoriali e anche allenato a livelli amatoriali.
Però diciamo che c'è un po', no, questa teoria, soprattutto nelle scuole calcio, per cui se sei più grosso, se sei più, hai una stazza un po' più grande, allora giochi perché mi dai più probabilità di vincere. L'allenatore, no, basa molto non tanto sulle prospettive di crescita del singolo giocatore, ma sulle prospettive di crescita del singolo allenatore, no? Sì, che A quei qualcosa in livelli, merito c'è anche già, vado a memoria, bisognerebbe magari un attimo riaggiornarlo, risistemarlo, ecco. No, ma assolutamente, io condivido questa proposta di Chiaressa che l'aveva fatta quando avevamo perso contro la Svezia, l'ennesima disfatta, l'Italia che non entra ai mondiali, non si qualifica, eccetera. Ovviamente è condivisibile, guarda, io vi parlo nel mio piccolo, eccetera, anch'io ho avuto qualche esperienza, non è che ero tanto forte, bisogna dirlo, per carità, quindi in panchina ci stavo proprio per merito. Però ovviamente... Ma non ti abbattere così, dai. No, assolutamente no, anzi qualche partita e anche qualche gol nella mia vita l'ho fatto, anche un gol in rovesciata, vorrei ricordare. Ecco, sì, ma era un autogol, è... Pole, era un autogol, io ero in porta, porca miseria, hai anche esultato. Esatto, però vabbè, non ci soffermiamo in queste banalità, però ovviamente l'analisi è giusta, perché nel mio piccolo sono sempre nato e cresciuto in un quartiere che è il quartiere di Baggio, eccetera, giocavo amatorialmente a calcio, ma anche per il CSI, ma ho giocato anche per il PGC. Qual è il problema? Il problema è che ovviamente oggi in quartieri anche, diciamo, ghetto, eccetera, ci sono stranieri, eccetera, che sicuramente a livello fisico sono molto più performanti, perché sono alti, sono muscolosi, eccetera, chiaramente sono più performanti rispetto a me che sono alto, per chi non lo sapesse, 1,70 m, quindi potete capire. Stai facendo l'identikit, guarda che questa è una radio, non è che... a primo impatto, per cui oggi si sbaglia anche a livello, andando ad analizzare solo l'aspetto fisico, per dire che abbiamo visto Scamacca che è alto 2 metri, però nel senso non si sa muovere, eccetera. Adesso, povero Scamacca, non volevo attaccare lui come non volevo attaccare Calabria. Però il discorso è quello che a volte la tecnica è sempre stata messa da parte in favore di un aspetto fisico che chiaramente, una prestanza fisica che chiaramente qualcun altro ha più di noi, ecco, non è che dobbiamo nasconderlo. Per cui ecco, la mia analisi che volevo portare stasera era quella. Perché no? Potrebbe anche essere provocatore, ma perché no? Se ci teniamo al calcio italiano e che la nazionale, come sempre, come storicamente ci ha insegnato, ecco, perché non valorizzare ragazzi italiani, eccetera, e mettendo appunto una soglia e privilegiando il giocatore italiano in campo, eccetera, perché oggi se vai a vedere una partita del Milan, ripeto, a San Siro, di italiani non ne vedi mezzo. Ma magari li vedi sugli spalti, dai, non buttiamola via del tutto. Esatto, magari sugli spalti e come hostess, ecco. Va bene, grazie Andrea Poledrelli. Andrea da Milano, salutiamo Andrea da Milano. Buona serie TV, buon lavoro, mi raccomando. Scusaci se ti abbiamo interrotto la tua diretta Netflix. Nessun problema, ho messo pausa, adesso puoi riprendere, grazie. Grazie del tuo prezioso contributo. Ciao Andrea. Buona serata, grazie, ciao. Bene, adesso una nota un po' così, dai, di colore, però cerchiamo ora di tornare seri, di affrontare i problemi che attanagliano un po' le nostre città, i nostri territori. E è notizia, guarda, questa mi ha fatto proprio riflettere. E anche lì adesso non voglio essere quello che continua ad insultare la sinistra, però sai, a volte queste cose fanno un po' incazzare. Allora, cosa succede? A Milano abbiamo un problema sul caro affitti. Ne avete anche più di uno. Sì, bene, abbiamo più di uno. Il primo è il nostro sindaco, a cui ovviamente che inviteremo anche lui in diretta, salutiamolo. Ma uno dei temi principali è il tema del caro affitti, soprattutto legato ai più giovani, agli studenti che vengono a Milano a studiare. E c'è una riflessione, no? Perché quando un anno fa, più o meno in questo periodo, forse in primavera eravamo, c'è stata una signora, che anche lei si chiama Ilaria Lamera, che ha deciso di piantare una tenda sotto l'Università del Politecnico di Milano per una protesta appunto sul caro affitti. Ora, tutto bene, per carità, poi dopo è diventata, abbiamo scoperto che in realtà anche lì c'era la manina. C'era una manina un invisibile po' della sinistra. E
praticamente è diventata la paladina della sinistra. Addirittura il comune di Milano, pensate, il sindaco Sala ha dato pure l'Ambrogino d'oro a questa ragazza, che semplicemente, a differenza di tanti altri, non aveva più voglia di farsi il viaggio in treno. Andatelo a raccontare a tutti quelli che si fanno il viaggio in treno, questa ha preso l'Ambrogino d'oro perché non aveva più voglia di farlo. Ma tralasciando questo, io dico, il comune di Milano fa una politica, diciamo, di sostegno, e quindi dandogli l'Ambrogino d'oro condivide la sua battaglia, e quindi tu dici, caspita, allora il comune di Milano adesso taglierà i costi degli affitti, farà delle convenzioni con gli studentati per diminuire gli affitti sulla nostra città. E invece com'è andata? E invece no, no, perché il comune di Milano negli ultimi giorni ha sottoscritto una convenzione per destinare gli immobili che verranno utilizzati per il villaggio olimpico, quindi dagli atleti olimpici e paraolimpici che verranno a Milano nel 2026. Quei luoghi lì diventeranno uno studentato, pensate bene, una stanza 1.200 euro di affitto al mese. Però, quasi come un hotel. No, allora la domanda che io mi faccio è: ma scusami, ma chi è che prendiamo? Chi dobbiamo prenderci? Chi dobbiamo prendere in giro? Cioè, com'è possibile che fino a qualche giorno fa davate l'Ambrogino d'oro a chi si batteva contro il caro affitti, e poi, quando nel momento, nell'atto pratico, avete le carte in mano, avete le redini della situazione, avete la possibilità di decidere e di mandare un segnale chiaro, 1.100 euro per un affitto di una stanza. Non so, Giorgio, te che sei ancora più giovane di noi, che l'università ti accingi a farla, è un tema, no? Esatto. Cioè, quando tu parli dei fuorisede, in realtà stai parlando in parte anche di me. Io tutte le mattine per venire in università, io vado qua a Milano in università, io prendo il treno, però non mi sono mai sognato di accamparmi di fronte alla mia università per evitarmi il viaggio. Magari io faccio solo mezz'oretta, quindi è poco, c'è gente che ne fa anche molto di più, però è abbastanza paradossale come chi tutte le mattine si alza, magari anche presto, perché ha delle lezioni abbastanza presto la mattina, paga i biglietti sempre regolarmente, treno e metro, viene a Milano, studia, torna a casa la sera, e poi c'è chi magari si accampa con delle tende davanti all'università e poi in università non ci va neanche, perché ci sono anche questi paradossi, ci sono anche questi paradossi. Ma sì, ma Quindi tra l'altro era un modo semplicemente per fare dei rave party, da dire la verità, cioè quelli si sono accampati al Politecnico perché di solito il giovedì o il sabato, adesso non lo so perché non li ho frequento, ma c'è il botteillon, cioè si mettono in piazza, si mettono a bere, ognuno porta le bottiglie da casa. Giovedì confermano dalla regia che è il giovedì, ovviamente confermano solo perché sono arrivate tante lamentele, quindi sappiamo per questo che è il giovedì, non perché qualcuno di noi abbia mai partecipato. Ma detto questo fa sorridere e anzi fa riflettere la contraddizione, il cortocircuito che abbiamo a Milano, dove appunto da una parte si strizza l'occhio ai verdi e ai giovani di sinistra, e poi però di fatto si portano avanti politiche completamente opposte rispetto a quello che si sbandiera. A me fa ridere questa sinistra, però mi fa piangere perché la sinistra dei comunisti sapendo che al Rolex. governo mi fa molto piangere. Sarebbe una bella barzelletta se non fosse che tutto vero, e quindi questo è un vero dramma. Ma d'altronde purtroppo siamo abituati, l'avevamo detto anche prima, no? Un po' le contraddizioni che abbiamo con questa sinistra. Speriamo insomma che anche su Milano si possa fare qualche cosa per cambiarla, no? Noi ci stiamo lavorando molto. Oggi leggevo un dato, non voglio tirarmela, però su 1.000 interrogazioni prodotte da tutti i 48 consiglieri, 238 su me. Ho fatto un quarto del lavoro, l'ho fatto io sui 48 consiglieri. Ecco, diciamo che se un po' tutti riuscissero a fare abbastanza, si potrebbe magari a concretizzare qualcosa di più. Ma detto questo, bando alle ciance, Teo, abbiamo parlato
della Salis non abbiamo detto però una cosa sul tema del caro affitti. Aggiungo un elemento. Allora, domenica abbiamo fatto la manifestazione, io ho deciso di portare una tenda e ho detto, caspita, sei andato Lamborghino d'oro a quella lì perché si è messa a fare le proteste, ho detto, adesso mi prendo anche il Lamborghino d'oro. Sei uno stratega. Una tenda da 6 persone, quindi anche non neanche piccolina, era una bella tenda, ho detto, caspita, ora venite qua a protestare, però venite in fretta perché se noi lasciamo la tenda libera la Salis la occupa. Ecco un'altra querela. Ne abbiamo collezionate almeno una decina stasera di nuove querele. Nuove. Esatto. Vabbè, esatto, dai, esatto. diamo un po' di lavoro anche agli avvocati, no? Piro, tu tu li conosci gli avvocati? Mi astengo. Ti astieni, Ti avvalli astieni. della Dico facoltà di non solo rispondere. che se non serve la tenda la portiamo a Pontida. Ah, bravo, ma si sa già quando è? No, non ho idea, ma mi manca la tenda, quindi Ah, se beh, vuoi vabbè. regalarmela io la prendo Allora, volentieri. credo di aver dimenticato dei Ti pezzi in facevo giro più quando uno da eravamo- hotel, Pirolino. Però Pontida va vissuta sul terreno, sul pratone. E come la vivi tu? Dici un po'. No, io evito. Beh, visto che questo è lo spazio dedicato ai giovani, io mi mica auguro che capito. tantissimi ragazzi quest'anno decidano di venire a Pontida e vivere la Pontida vera, quella fatta con la tenda, fatta dal sabato, fatta da un giorno prima rispetto al giorno del raduno. Con dove tanto divertimento. tanto divertimento. Io l'ultima Pontida un po' meno perché il derby l'ho perso 5-0 lì a Pontida, insomma non è che è stato Poi proprio abbiamo perso le bello. chiavi che abbiamo ritrovato. Beh, è vero. La pioggia nel van, sul La letto, pioggia no. nel van, Ricordiamoci le altre anche quella cose notte che- magica. Ah sì, è vero, non ho dormito neanche nel letto No. perché c'era tutto bagnato, bagnato. perché qualcuno aveva dimenticato la finestra aperta. Pontida è magica, Pontida è magica. È stato bello. Pirola. È tutto molto Mi bello. sembra sia tutto scontato bello. che palese. È vero, no, per chi non lo sapesse avevamo il camper tutti insieme, ecco, e questo è anche un po' il bello della comunità della Lega, ecco, su questo è proprio oggettivamente. Ecco, Giorgio, te che hai 19 anni, cioè, cosa ti ha affascinato di più del partito, della Lega? Beh, assolutamente, uno dei valori per cui uno deve decidere e sul quale la Lega si fonda è il federalismo. Il federalismo magari sembra qualcosa non adatto ai giovani, sembra qualcosa, riferito alla vecchia politica, ma in realtà, detto in parole molto semplici, quando io parlo di federalismo parlo di ridare e dare competenze sul territorio, dare competenze ai sindaci, dare più potere agli amministratori locali che vengono scelti dai propri cittadini e mediamente gli amministratori locali sono anche più giovani di coloro che stanno a Roma e sicuramente hanno più competenze del loro territorio rispetto a chi sta a Roma per metà settimana e poi magari si trova a fare delle leggi per la Lombardia e l'altra metà settimana vive in un'altra regione, quindi ecco. Però non sono bravi come i parlamentari dei 5 Stelle, secondo me. Vabbè, quelli sono i più bravi in assoluto, sono no? dei geni. Ma in questo periodo ogni tanto mi capita di rivedere sui social i video di Toninelli, che io Toninelli, pensavo il fosse Danilo sparito. nazionale. Invece no, cioè ancora fa politica, ma becera proprio, cioè esempi veramente che aveva detto che Non non si sapevo poteva facesse più anche politica. non si poteva neanche più permettere una scatoletta di tonno, anzi no, che adesso mangiava solo il tonno, povero Ciccio, dopo che per oltre 6-7 anni, quanto è stato in Parlamento, l'abbiamo mantenuto, adesso non poteva neanche mangiarsi il tonno. Eccolo qua, notizia del 15 gennaio 2024. Chissà se qualcuno vi ha regalato qualche scatola di tonno da gennaio ad oggi. Sì, lui diceva a gennaio diceva che non aveva più la possibilità di permettersi neanche una roba devastante, virgolettato. Questo mi fa pensare a Renzi che aveva solo 6.000 euro sul conto quando faceva il Presidente del Consiglio. Non so se vi ricordate. Anche adesso mi sa che è così, è solo il più ricco del Parlamento. È solo il più ricco del Parlamento, però sul conto aveva solo 6.000 euro. Amico mio. Vabbè, dai, amico caro. Beati loro, dai, non facciamo i comunisti. Esatto, invidiosi, gelosi. Bravo, che caspita. È bravo Matteuccio. E dai, povero Ciccio, sai che comunque non è facile passare da un certo tenore ad un altro, povero soprattutto Danilo. Quando hai detto che avresti abbandonato la politica se avessi perso il referendum. E invece, vabbè, adesso non è che possiamo anche abbandonarla, è comunque Matteo Renzi. Allora, che facciamo? Ascoltiamo un bel pezzo. Ma sì, dai. Stai ascoltando
Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Buonasera e ben ritrovati. Oggi per lo spazio Qui Parlamento abbiamo l'onorevole Bordonari direttamente da Brescia. Onorevole, ci sei? Ci sono, ma sono a Roma, non sono a Brescia. No, direttamente da Brescia perché sei anche consigliera comunale a Brescia e il tuo territorio è quello di Brescia, ma chiaramente in questo momento sei a Roma, anzi diciamo che anche la rubrica che si chiama Qui Parlamento è la solita chiamata che facciamo direttamente ai nostri parlamentari per farci raccontare quello che stanno facendo e quello che stanno portando avanti all'interno delle istituzioni. In particolare quello che si sta facendo, il grande lavoro che state facendo a Roma e i lavori della Commissione. E infatti parto proprio da questo, se puoi raccontarci un po' i temi più caldi, salienti su cui state lavorando in Commissione. Ma diciamo che sono delle giornate molto soddisfacenti dal punto di vista dei risultati che la Lega sta ottenendo. In commissione come in aula, un grandissimo risultato, ma l'avrete letto sui giornali oggi. Ieri è stato votato il DDL Nordio, finalmente approvato perché era stato approvato al Senato, ora approvato definitivamente alla Camera, dove è stato abrogato finalmente l'abuso d'ufficio. Ma altre importanti riforme con emendamenti della Lega approvati in commissione congiunta, affari costituzionali, che è quella di cui faccio parte io, e giustizia. Io partirei ad esempio dall'emendamento a firma dei deputati della Lega che modifica l'articolo 61 del codice penale, dove abbiamo inserito, questo nella giornata di ieri, un aggravante per i reati che vengono commessi all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie, delle stazioni metropolitane e sui convogli di treni o metropolitane. Questo per andare nella direzione già segnata della Lega con il ministro Salvini e il ministro Piantedosi di maggiore sicurezza nelle nostre stazioni. Abbiamo finanziato nei mesi passati nuovamente stazioni sicure, strade sicure con i militari in presidio alle stazioni, ma anche con un decreto recente del ministro Piantedosi abbiamo assunto oltre 4.000 nuove forze di polizia. Quindi l'attenzione per le stazioni al centro del programma della Lega, e questo è un risultato che abbiamo ottenuto in Commissione. Sempre nella giornata di ieri in Commissione abbiamo approvato l'importantissimo articolo 12, sempre del decreto sicurezza, che prevede che anche per le donne incinta ci sia la possibilità di andare in carcere. Oggi sapete che spesso, soprattutto per qualche etnia particolare, lo dico chiaramente, per le etnie Rom, dove ci sono queste donne che commettono i furti su appunto metropolitane o piccoli furtarelli, ma che rendono veramente difficile la vita di molte persone, ad esempio sui nostri mezzi di trasporto, oggi non vanno in carcere perché o sono in gravidanza o con figli minori. Ecco, questo beneficio che viene riconosciuto da decenni, tanto che ricordiamo anche che Sofia Loren nel film Ieri, Oggi, Domani rese celebre questa possibilità di una donna di continuare a commettere illeciti perché continuava a restare appunto incinta. Ecco, oggi arginiamo il fenomeno delle posteggiatrici che restano impunite perché appunto incinte accompagnate di figli piccolissimi. Ma anche oggi abbiamo approvato altri 2 emendamenti della Lega molto importanti. Uno che inserisce un aggravante per gli atti di violenza e minaccia finalizzati
della realizzazione di un'infrastruttura strategica, ovvero quegli episodi che spesso, molto spesso, abbiamo visto, ad esempio, riguarda i NOTAV, di coloro che commettono veramente atti di violenza e di minacce nel momento in cui partono dei cantieri di importanti strutture, come è accaduto per la TAV, ma come potrà accadere per tantissime infrastrutture oggi sbloccate grazie al ministro Salvini, che inizieranno i loro lavori, inizieranno i cantieri. Sappiamo che sono quelli del partito, cosiddetto partito del no, quelli che non vogliono vedere crescere il nostro paese, che vogliono bloccare tutte le opere che rendono sicuramente più grande il nostro paese, opere, ribadisco, sbloccate dopo anni dal ministro Salvini. Ecco, per quelli che vorranno bloccarle con atti di violenza e di minaccia, oggi abbiamo inserito un ulteriore aggravante. Ma un altro emendamento molto importante è quello che abbiamo inserito per tutte le nostre forze di polizia e per i vigili del fuoco, la tutela legale, un maggiore riconoscimento per quanto riguarda la tutela legale, ovvero la tutela che era riconosciuta fino a 5.000 euro, ora passa da 5.000 a 10.000 euro per quanto viene concesso dallo Stato per i fatti legati al servizio. Noi abbiamo questi uomini e queste donne che garantiscono la nostra sicurezza sul territorio, che spesso nel corso dell'opera del loro servizio si trovano a dover subire, oltre all'umiliazione di un procedimento penale a loro carico, a dover spendere anche queste risorse. Ecco, ora i nostri uomini e le nostre donne delle forze di vigili del fuoco avranno una maggiore tutela per il loro lavoro, gli viene riconosciuto dallo Stato. Anche questo grazie a un emendamento della Lega, e direi 2 giorni importanti dove il lavoro che stiamo facendo in commissione alla Camera sta dando dei grossi risultati per la situazione del nostro Paese. Beh, intanto onorevole Bordonali ti ringraziamo perché sei stata ultra puntuale e precisa e soprattutto hai dimostrato ancora una volta a tutti gli ascoltatori quanto la Lega stia facendo in maniera pratica e concreta per dare delle risposte ai nostri cittadini, ai nostri territori, ma soprattutto per riportare anche quel senso di civiltà che ormai il nostro paese ha perso. In particolare, io poi arrivo da un territorio come quello di Milano, dove i problemi, soprattutto legati per esempio alle borseggiatrici, sono molto sentiti, e questa norma, secondo me, questi emendamenti approvati in commissione vanno nella direzione soprattutto di far capire che la giustizia deve valere per tutti, che soprattutto le regole vanno rispettate e soprattutto, in particolare sui nostri mezzi pubblici, avere la possibilità di non vedere più queste persone, queste borseggiatrici così tanto famose, che hanno ormai costruito anche proprio una vera e propria rete criminosa e criminale, è sicuramente un bellissimo segnale. Dall'altra parte anche i segnali di sostegno alle forze dell'ordine, che per noi sono da sempre un punto di riferimento, chi serve il nostro paese e chi contribuisce ogni giorno a lavorare per dare sicurezza al nostro paese deve essere valorizzato, e dargli la tutela legale, aumentare la possibilità di sostegno alla tutela legale va proprio in una direzione completamente diversa rispetto a quanto fatto dalla sinistra fino adesso, e sicuramente dà la possibilità alla Lega ancora una volta di dimostrare quanto noi proviamo a lavorare per i nostri cittadini, per i nostri territori. Quindi grazie Simona, grazie per il lavoro che stai facendo, che stai portando avanti insieme a tutti i tuoi colleghi della Lega. Ora, se brevemente magari ci vuoi raccontare le prossime iniziative, quale sarà, che cosa è previsto, che lavori sono previsti alla Camera, così almeno rimaniamo aggiornati anche noi. Ma guarda, domani è prevista la fiducia. Noi oggi è stata messa la fiducia sul provvedimento che riguarda l'agricoltura, ma da domani
poi ripartiranno i lavori, perché questa è la cosa importante che ti volevo dire. Il lavoro in commissione per il decreto sicurezza non è ancora concluso. Di emendamenti della Lega ce ne sono ancora molti da approvare, emendamenti che vanno, come hai detto, nella direzione di garantire maggiore sicurezza al territorio, maggiore sicurezza per i nostri cittadini e maggiori tutele per le nostre forze dell'ordine. Ci sono 4 emendamenti che sono ancora accantonati, non è ancora arrivato il parere del governo, ma noi abbiamo intenzione di comunque andare avanti, l'ha ribadito anche ieri il nostro segretario federale, nonché il ministro Matteo Salvini, e sono 4 emendamenti sulla castrazione chimica. Ecco, sono lì, noi continuiamo a dire che c'è la necessità di intervenire anche attraverso la castrazione chimica, perché gli episodi di violenza nei confronti di donne e ahimè di bambini sono purtroppo all'ordine del giorno, e quindi con questi nostri emendamenti noi vogliamo realizzare un atto di giustizia nei confronti di quelle vittime che sono troppe, purtroppo sono troppe. Ecco, quindi si procederà con questo, ma i lavori alla Camera che termineranno per la pausa estiva, penso nella settimana, la domenica, probabilmente arriveremo la domenica prima di Ferragosto, per cui continueranno a lungo, perché abbiamo ancora una decina di decreti da approvare, quindi è un lavoro importante, impegnativo, che ci vedrà veramente sul pezzo su tante tematiche, dall'agricoltura all'ambiente alla sicurezza, tutti i temi che sono importanti per i nostri cittadini, per dare delle risposte concrete. Noi in prima commissione abbiamo incardinato anche 2 provvedimenti di riforma importanti, che sono il premierato, che come sapete è stato approvato al Senato, ora è arrivato alla Camera per la seconda lettura, e sapete che essendo una riforma costituzionale deve fare 4 approvazioni, 2 alla Camera e 2 al Senato, e dopodiché abbiamo anche la riforma della giustizia con la separazione delle carriere, la riforma del CSM, e quindi un altro tassello molto importante da aggiungere per la riforma di questo Paese. Quindi la mia commissione sarà molto impegnata nel prossimo mese e mezzo, che ci vede vicini alla pausa estiva, ma il lavoro ovviamente ricomincerà ancora più determinato e puntuale a settembre. Quindi io mi auguro che ci sentiremo spesso per aggiornare gli ascoltatori di Radio Libertà sul grande lavoro che stiamo facendo, perché è giusto che vengano informati che i parlamentari della Lega se la mettono tutta per cambiare questo Paese. E tu ce ne hai dato una grande testimonianza di quello che fate, del lavoro che state facendo in maniera puntuale e seria come al tuo solito, e quindi noi ti ringraziamo tutti quanti per il lavoro che state facendo insieme a tutti i colleghi della Lega. Un grazie quindi all'onorevole Simona Bordonari, e sicuramente seguiranno tanti altri aggiornamenti. Buon lavoro per questo mese e mezzo, come ci hai detto te, intensissimo. Seguiremo i tuoi lavori, seguiremo i lavori della Lega. Intanto grazie ancora per tutto l'impegno che ci state mettendo per dare un po' di futuro al nostro Paese. Grazie a voi, grazie a Radio Libertà per la possibilità che ci dà di intervenire, e buona serata a tutti gli ascoltatori. E allora noi salutiamo tutti gli ascoltatori, grazie per essere stati con noi. Qui finisce l'appunto sul Parlamento. Buona serata a tutti.